Una vera e propria pioggia di like per decretare i vincitori del concorso social Mi piace di cuore, premiati a Palazzo Rinaldi i 4 migliori progetti sportivi tra i 18 in gara dedicati agli atleti con disabilità. Il concorso, promosso da Asco Trade Gruppo Era, è giunto alla 10ª edizione. Oltre alla giuria tecnica, a decretare i vincitori sono stati i cittadini attraverso i Mi piace assegnati alle singole proposte che riguardano nuoto, paraciclismo, scherma e para-ice hockey. 194 progetti presentati negli anni, 39 società testimoniano secondo me come il tessuto dello sport paralimpico veneto creda in tutto questo progetto, ma quello che ci piace ancora di più è che ci sono 2 milioni di cittadini, di persone che in questi anni hanno visto su Facebook questi progetti e quasi 500.000 like. Area Sport Peschiera, Restart Sport Academy di Campodoro, Scherma Treviso, Maestro Ettore Geslao e 2001 SRL di Padova, le società vincitrici, con progetti che abbracciano a 360 gradi il mondo dello sport per atleti con disabilità. Un aiuto concreto che ora arriva a queste società per l'acquisto di particolari attrezzature. E quanto sia importante, lo sottolinea René De Silvestro, campione paralimpico di sci e testimonial di Mi piace di cuore. Io essendoci dentro da atleta so quanto è difficile anche magari reperire qualsiasi cosa di materiale, perché comunque non te la regalano. 10ª edizione che arriva in un anno particolarmente importante per il Veneto. È un anno straordinariamente importante, siamo stati insigniti del titolo di Regione Europea dello Sport, questo ci porterà a fare un investimento particolare in tutta quella che è la pratica sportiva, le nostre realtà sportive venete, l'impiantistica sportiva, l'adeguamento anche per il superamento delle barriere architettoniche e naturalmente le manifestazioni